Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco Testoni e benvenuti a tutti quanti. Allora, oggi è un magazine secondo me molto interessante per due motivi. Il primo motivo perché parleremo di un capolavoro e anche di una stroncatura, quindi faremo ping pong da una parte all'altra. Se non ti dispiace Massimo, inizio io con quello che secondo me è un capolavoro. Bisognerebbe fare una riflessione su quella che è ormai la qualità della musica per videogiochi e quella che invece è la qualità della musica per film, che sia cinema o serie TV. Perché quello di cui vi sto per parlare è la colonna sonora di un videogioco. Vi assicuro, ne ascolto sia io che il buon Massimo veramente tante di colonne sonore, ma questa è uno dei lavori migliori che ho sentito da 10 anni a questa parte almeno, e parlo proprio di composizione di musica applicata. Ora, è vero che quando si parla di musica per videogiochi la questione è un po' diversa, esiste la musica non lineare, la musica adattiva, che è molto diversa appunto della musica che in qualche modo ha a che fare, come dire, con un iter che è quello narrativo fisso di un film o di una serie televisiva. Sto parlando del gioco Clair Obscur Expedition 33, musiche di Lorient Testard, un cognome che già mi sta simpatico, visto l'assonanza con il mio. Trattasi di un vero capolavoro. Allora, cosa posso dire? Andatevelo ad ascoltare, lo trovate su Spotify, per chi non gioca, insomma, non è un frequentatore abituale di videogiochi. Io vi do qualche informazione generale. Ho ascoltato qualche recensione fatta da chi si occupa di questo e evidentemente voglio dire è sicuramente più esaustiva. Io mi limiterò a dire che Clair Obscur Expedition 33 è un videogioco di ruolo del 2025, praticamente oggi, sviluppato dalla francese Sandfall Interactive e pubblicato da Kepler Interactive. Il gioco lo potete trovare sulla piattaforma PlayStation 5, Windows, Xbox Series XS. È un gioco di ruolo, abbiamo detto, un'ambientazione dark fantasy ispirata alla Belle Époque. E già da questo punto di vista vi voglio dire che semplicemente se solo andate a farvi un giro su YouTube, per chi non avesse il videogioco, può vedersi una serie di gaming registrate con varie sequenze di questo videogioco, e vi posso dire che già a me così mi è caduta la mascella, perché la ricostruzione della Belle Époque è un qualche cosa di strabiliante. E in più, se ci mettete dentro il lavoro incredibile che ha fatto il musicista, il compositore Lorient Testard, il gioco è fatto. Cioè, è talmente magnetico che vi assicuro che io ormai sono circa 2 settimane che sento in continuazione questa tracklist, che peraltro potete trovare su qualsiasi piattaforma digitale, da Spotify a quant'altro. Quindi potete anche semplicemente solo ascoltare la colonna sonora e vi assicuro che è un vero e proprio godimento. Peraltro Lorient Testard è un giovanissimo, credo abbia meno di 30 anni, compositore francese. Credo che se la nuova generazione di compositori per videogiochi, ma in generale per musica applicata, è questa, beh, allora possiamo fare sonni tranquilli, nel senso buono del termine, cioè possiamo stare tranquilli perché il futuro è in buone mani. Se nella musica per cinema, per serie TV si assiste a un declino del cosiddetto tematismo, il leitmotiv, eccetera, eccetera, qui, complice anche il fatto che l'ambientazione è anni 30, Belle Époque, invece il buon Testard di tematismo ne fa e anche tantissimo e di grandissima qualità, sia dal punto di vista melodico che dal punto di vista dell'orchestrazione. Musicisti fantastici che lo seguono in questa colonna sonora, ma merita un grande tributo a Alice Duport-Percier, che è la cantante, la voce, che è stata messa al centro di questa colonna sonora di questo videogioco. Infatti lo stesso Testard la considera la voce del mondo stesso.
Allora, la musica per videogiochi è in questo momento forse attraversa probabilmente la golden age, come c'è stata la golden age al cinema, c'è anche quella dei videogiochi. Perché? Perché Testardi dice: "Per molto tempo ho composto musica per videogiochi nel mio tempo libero, scrivendo ogni settimana un nuovo brano in stili diversi, per affinare le mie capacità." Tra parentesi, questo è quello che consigliava Morricone, in generale. All'epoca insegnavo chitarra, ma una volta a settimana componevo e caricavo il mio lavoro su SoundCloud. Dopo un anno avevo circa 50 tracce online. Un giorno ho condiviso una delle mie composizioni su un forum di videogiochi indie ed è stato allora che Guillaume Broche, il game director di Sunfall Interactive, ha scoperto il mio lavoro. Sappiate che il game director è un po' come il regista in un film, ecco. Mi ha contattato e mi ha chiesto se potevo comporre la colonna sonora per il suo gioco. Quel momento ha segnato l'inizio di una bellissima collaborazione che gli ha cambiato la vita. Questo che vuol dire? Vuol dire che l'ambiente della musica per videogiochi è ancora recepisce novità, non le rigetta, come succede invece molto spesso, ahimè, nel mondo della musica per cinema, per la serie TV. Cioè c'è sete di novità. E questo ragazzo appena ripeto, secondo me non arriva, è meno che trentenne, è stato preso per una produzione che, voglio dire, è costata 3 anni di lavoro. Provate a immaginare. Quindi il mio consiglio spassionato, anzi vorrei che molta gente di cinema e gente, non solo gente di musica, gente di TV, andasse a vedere quel mondo lì che sta nascendo, quello dei videogiochi, perché ci sono delle cose veramente interessanti ed entusiasmanti. Lo ricordo ancora, quindi Clair Obscur Expedition 33, musiche di L'Oriente Star Game Director Guillaume Broche, è un videogame che trovate su PlayStation 5, Windows e Xbox. Ho detto tutto? Penso di sì, Massimo. Sì, sei stato super esaustivo. Ma quindi dopo tanta descrizione che mi ha fatto venire voglia di andare a giocare subito, anzi andarmi a comprare il videogioco e andare soprattutto a ascoltarmi la colonna sonora, che io amo da sempre le colonne sonore dei videogiochi, lo dico che le cose migliori da anni e anni sono fatte proprio per il videoludico. Ma da tanto capolavoro passa una stroncatura, non tanto della serie TV che è appena approdata su Amazon Prime Video, che è la seconda stagione dello spin-off di The Boys, che io amo tantissimo, serie horror, thriller, politicamente scorretta, esagerbata, esasperante, truculenta da morire, ed è la seconda stagione di Gen V, per l'appunto spin-off di The Boys. The Boys ha avuto sempre le musiche di Christopher Lennertz, che è una persona che io, è un compositore che ammiro moltissimo. Vi parlo soltanto che tra cinema e televisione ha curato la bellezza di almeno un 200 colonne sonore. È un compositore pluripremiato, soprattutto nell'ambito televisivo. Ha curato anche le colonne sonore di alcuni videogiochi di 007. Infatti lo intervistai e iniziò il prologo proprio del mio libro Operazione Underscore, per l'appunto proprio per la sua dedizione al mondo di Bond. Ma detto questo, quando è passato su Gen V, su questa stagione di questo spin-off altrettanto eccezionale come The Boys, non so che cosa è successo, si è spento musicalmente, si è fatto affiancare dal suo assistente di sempre, che si chiama Matt Bowen, e non lo so, sai quelle colonne sonore che tu le senti, non ci sono, e non per questo non siano altrettanto funzionali e ottime per quanto riguarda il commento delle immagini, ma se a un certo punto tu ti rendi conto che hai visto una puntata di quasi un'ora e hai detto ma la musica c'era? E dov'era? E soprattutto, ma se c'era, ma alla fine diciamo, del sostegno delle immagini, che cosa ha portato? Perché se non lo sentite io, che sono un amante della musica e vado proprio a sentirla nel dettaglio, a cercare di percepire, di capire quella sua vera funzionalità e bellezza, pronta ad essere ben oltre la funzionalità effettiva delle immagini, se non la percepisco vuol dire che a quel punto il lavoro per me non c'è. Soprattutto se poi, a differenza di The Boys, dove ci sono pezzi metal, sinfo-elettronici, c'è di tutto e di più da un punto di vista proprio di applicazione della musica all'interno della serialità, qui non c'è.
Qui devo dire che mi sono stupito perché non sento né Lenners e né il suo seguace Matt Bowen. Quindi dal punto di vista musicale per me no. Poi dal punto di vista visivo è una serie eccezionale come la capostipite The Boys. Come posso dire, in fondo la musica tutti quanti noi vorremmo fosse un valore aggiunto, no? Quando la musica diventa iperfunzionale, sicuramente sta lì, fa bene il suo lavorino, eccetera, eccetera, alla fine diventa un mero sottofondo. Ti ricordi quando la musica uno si offendeva perché diceva ma questa è una musica di sottofondo? Ecco, ormai siamo arrivati purtroppo a un livello tale che il concetto della funzionalità portata alle estreme conseguenze succede che la musica è un protagonista non secondario, proprio ancora dietro. E quindi è normale che tu alla fine dici ma se c'era dov'era? E soprattutto io dico ma perché? A che cosa serviva? Forse tutto questo va bene per molti produttori, molti registi, forse anche molti montatori. Io credo ci sia, e forse è ora di dirlo, un'ignoranza di fondo per cui alla fine ormai è relegata a un ruolo ornamentale, per cui va bene così? A me no, non credo. No. E poi hai una serie che come la prima funziona dal punto di vista narrativo, visivo, attoriale, registico, ma perché non deve funzionare anche dal punto di vista musicale? Perché poi alla fine ecco come la chiamano gli americani, l'hanno sempre chiamato lo score e poi hanno fatto questo distinguo, l'underscore, c'è proprio la sottopartitura, c'è il sotto della sottolineatura, c'è quella che c'è ma non la senti, che non vuol dire che sia efficace, attenzione, come dicevi tu. No, poi ci sta che all'interno di una colonna sonora ci siano dei momenti underscore, però se è tutta interamente al 100% underscore c'è qualcosa che non va. Comunque purtroppo io dico che a volte non è neanche colpa del compositore, che magari si è stato relegato a quel ruolo e magari lui non gli stava neanche bene, alla fine non è che lui l'ha fatto con la mano sinistra e che non gliel'hanno fatto fare con la destra. Fai buon viso a cattivo gioco, ma vabbè, comunque andate a guardare la serie TV del GMV, la seconda stagione appena approdata su Amazon Prime Video, e io vado subito a giocare col videogioco che non pronuncio perché ha un titolo che neanche Linevert Müller, quindi allora Clair Obscur Expedition 33. Una cosa fondamentale, potete fare sia il videogioco ma potete semplicemente andarvi a sentire la colonna sonora su qualsiasi piattaforma digitale. Noi con questi due, anzi con questo consiglio e sconsiglio vi salutiamo. Ciao, alla prossima. Ciao.